Lucevera, nel 2013 a Pilerio, nel 2014 a Coia, nel 2015 con le Rumi e lo scorso anno 2016 ancora a Coia, che apre la sfilata. Ecco qua l'applauso a Coia, eccoci! Coia, palio vincitore dello scorso anno. Abbiamo una squadra molto pimpante, Milano viene qui per vincere, ma si presenta sempre con grandi personaggi. Ecco Coia, l'applauso qui sotto la scalinata. Dopo Coia arriva qui anche i ragazzi del Pignaru, del Surron, eccoli qua. Applauso a Surron. Pochi, sempre presenti, sempre con tante donne, una sola, eccoli qua Surron, anche questi sono un carro veramente pimpante. Ed ecco che signori, altro carro battagliero ogni anno presente con le Rumiz, eccoli qua. Con le Rumiz, eccoli qua, siete sempre loro, sempre loro. Ricordo che con le Rumiz avrà sempre la pettorina gialla, mentre Coia è rossa e Surron è viola. Ed ecco Lucevera! Guardate, la mascotte, la capretta Benedetta, eccola qua. Vedete anche i bambini, il futuro sul carro. Questo erano loro. È ritornato da un po' di anni e gente nuova che dà spettacolo. Signori, l'applauso per Biliris. Bilerio. Componenti che vengono da Bilerio Alto, Bilerio Basso, Magnano. Ecco Bilerio, il capitano Z davanti a tutti. Eccoli qua. Vi ricordo per non creare polemiche come ogni anno, quelli che corrono, per favore, non venite con le scarpe della ginnastica, perché ogni anno viene fuori dopo un casino, no? Perché abbiamo i giudici quest'anno che abbiamo giudici non di Tarcento, quindi esterni, e saranno fiscalissimi. Signori, dopo Biliris, come ogni anno, eccoli qua, Sedili! Gruppo numeroso sempre di Sedili. Eccoli qua. Portabandiere del Peñarolano di Sedili. Ecco qua Sedili, consegna le torce, andranno dal vecchio venerando, prendono il fuoco, piccola sfilata e poi parte la gara. Ecco Sedili, sempre dosi con loro, è uno che porta avanti le tradizioni di questo gruppo. Mentre i signori stanno arrivando e ogni anno sono particolarmente a parte numerosi ma anche pittoreschi, vediamo, ve li presento fra poco, mentre Sedili si avanza piano piano. Sedili, prego, un passo avanti Sedili. Con fumogeni ed altro si sta presentando qui a noi sotto la scalinata uno dei gruppi più folcloristici di questa tradizione. Signori, Borgo Erba, guardate la contea di Borgo Erba per la precisione. Avanti Principe, accompagnato con l'autista. Eccoli qua, Borgo Erba. Più
che per gareggiare vengono per festeggiare, ma mi pare che quest'anno hanno fatto una bella squadra, mi pare, attenzione, vedete Alberto, capostipite di questa compagine, mentre sta arrivando un borgo, però non vedo, e mi dicono chi è, perché non hanno, forse è una novità. È sempre Samardecchia. Chiudete voi e allora prendete l'applauso doppio. Samardecchia! Eccoli là! Guardate che bel gruppetto di giovani. Ma gareggiano le donne o no? Non si sa. Ecco qua, Samardecchia, l'applauso!